Io mi chiamo Federico Fiumani e sono in un gruppo che si chiama Diaframma. Innanzitutto c'è da dire che io faccio proprio il musicista di mestiere, per cui ho molto tempo per comporre, penso solo alla musica praticamente nella mia vita. In questo senso penso si spieghi abbastanza anche il discorso di aver pubblicato tanti album di questi anni. Il ghiaccio si confonde con il cielo, con gli occhi, quando il buio si avvicina. I Diaframma mantengono sempre un approccio che è nato dal punk del 77, quindi una musica grezza e immediata. Io prediligo che ci sia la sostanza e la forma per me è relativa, ma non perché non gli dia importanza, quanto proprio perché mi piace la musica grezza e violenta. Cantaurocker proprio, è vero? Cioè che è un po' entrambe le cose, e in quanto io ho una grande passione anche per la canzone d'autore italiana, la grande canzone, il primo Lucio Dalla della collaborazione con Roberto Roversi, col grande poeta Roberto Roversi, oppure Paolo Conte, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, mi piacciono molto i cantautori italiani, è una passione che ho proprio fin dall'infanzia. Poi nel 77 avevo 17 anni, nacque proprio il punk, la new wave, e da lì è nata la mia voglia di suonare. Però ecco, con me ho sempre mantenuto un po' i germi anche della canzone d'autore, non a caso siamo uno dei pochi gruppi che ha sempre cantato in italiano. E oltre il muro il silenzio. Senza donne non sarei nemmeno nato, quindi non si può dire. Sono stato allevato da donne, ho perso il padre che ero piccolino e quindi inevitabilmente parlo delle cose che conosco. Essendo stato allevato da donne è inevitabile che le donne abbiano sempre avuto un argomento centrale nella mia vita. Parlo delle cose che conosco. Un caro saluto a FVG Tube da Federico Fiumani del Diaframma. Ciao!